La Guardia di Finanza, su delega del procuratore aggiunto Salvatore Vella e del sostituto procuratore Cecilia Baravelli, ha proceduto al sequestro preventivo del deposito fiscale di carburanti all'interno dell'aeroporto di Lampedusa. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, che sulla scorta delle evidenze investigative ha ravvisato, nella prosecuzione dell'attività di tale deposito aeroportuale destinato a assicurare il rifornimento degli aeromobili e affidato alla gestione di una società a capitale privato, un pericolo per la salute dei lavoratori e l'incolumità pubblica, determinato dal rischio concreto ed attuale di incendio. Le indagini sono state avviate a seguito di un esposto depositato dai responsabili della Asta Aeroservizi SpA, società concessionaria di ENAC, della gestione totale dell'aeroporto di Lampedusa. Le verifiche condotte dalle Fiamme Gialle e dai Vigili del Fuoco avrebbero permesso di accertare numerose e gravi irregolarità nel funzionamento delle attrezzature e dei dispositivi antincendio, nonché numerose violazioni della normativa sulla sicurezza dei lavoratori, tali da non consentire ulteriormente l'esercizio dell'attività del deposito di carburanti. L'amministratore della società privata è indagato a piede libero per presunte violazioni del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. Lo scalo resterà comunque pienamente operativo a disposizione di elicotteri ed aerei. Sono state infatti posizionate alcune autocisterne che provvederanno al rabbocco di carburante per i mezzi che arrivano da Palermo.